di Gemona, Lorena Venier ha confessato di aver ucciso e fatto a pezzi il corpo del figlio Alessandro davanti al PM. La donna ha escluso di aver agito per futili motivi. Domani a Udine sarà interrogata anche la convivente della vittima. Pomeriggio di nubi fragi e grandinate in Veneto, colpiti diversi territori. Nel Padovano molti gli alberi caduti ed è allerta gialla fino alla mezzanotte di domani. Violentata a 17 anni ad Albarella, l'aggressore è stato arrestato e messo ai domiciliari con braccialetto elettronico. Si tratta di un 44enne di Adria. A inizio settimana c'era stata un'altra aggressione, shock. Via vai della droga in uno scantinato di Castello scoperto dagli agenti della squadra mobile di Venezia, presi 2 algerini di 47 e 45 anni. Le nutrie in Veneto minacciano l'agricoltura, gli argini, la sanità pubblica, perfino la circolazione stradale. La regione stanzia 1,5 milioni di euro in 3 anni per ridurne drasticamente il numero. Giovanni Manildo, Mario Conte e Roberto Marcato brindano insieme alle regionali d'autunno. Lo hanno fatto questa mattina a Treviso per la tradizionale ombra di bianco del 1° di agosto. Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sottoscritto un protocollo d'intesa tra Treviso e Cortina d'Ampezzo volto a definire una collaborazione istituzionale, accordo che porterà in forze al comune montano uomini e donne della polizia locale e della protezione civile. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque la cronaca l'avete sentita in primo piano con il gravissimo, la tragedia avvenuta a Gemona. Lorena Venier ha confessato di aver ucciso e fatto a pezzi il corpo del figlio Alessandro. Nell'interrogatorio reso al pubblico ministero Giorgio Melillo, la donna ha escluso di aver agito per futili motivi. Domani a Udine sarà interrogata anche la convivente della vittima. Alessandro Venier sarebbe stato ucciso il 25 luglio. A fornire questo dettaglio agli inquirenti è stata la madre, Lorena Venier, di 61 anni, che ha escluso i futili motivi nell'interrogatorio reso al sostituto procuratore Giorgio Milillo già nella serata di ieri. La donna, assistita dall'avvocato d'ufficio Giovanni Denardo di Udine, secondo quanto riferisce il suo legale, ha confessato l'omicidio e anche di aver fatto a pezzi il cadavere. So che ciò che ho fatto è mostruoso, ha detto al magistrato, rendendo una confessione piena e dettagliando anche il movente, su cui Denardo non si è voluto sbilanciare, ma non ci sarebbero futili motivi alla base del gesto. Inoltre non è stato riferito di una particolare lite scatenante. La vittima è stata uccisa e il cadavere fatto trovare a pezzi in un bidone della spazzatura coperto di calce nel garage di casa a Gemona. Gli inquirenti stanno accertando la calce quando sia stata acquistata, se prima o dopo l'omicidio. Del delitto sono accusate la mamma e la convivente colombiana di 30 anni, Meilin Castro Monsalvo. Le indagini ora proseguono con tutti gli accertamenti medico-legali per capire se alla vittima sono stati somministrati farmaci o droghe, come è stato fatto a pezzi e in che momento. L'avvocato Denardo riferisce di una donna visibilmente scossa per il gesto, crudele e contro qualsiasi regola naturale. Nell'interrogatorio la 61enne infermiera di Gemona ha escluso il coinvolgimento di altre persone al di fuori dei presenti in casa. Saranno adesso da accertare i livelli di responsabilità. La convivente colombiana della vittima invece ha avuto un malore in carcere ed è stata ricoverata in ospedale. Il suo interrogatorio è stato rinviato all'udienza di convalida fissata per domani mattina in tribunale a Udine davanti al giudice per le indagini preliminari, che oltre a pronunciarsi sulla convalida dell'arresto dovrà anche stabilire quale misura cautelare applicare. Meilin Castro Monsalvo, in attesa dell'udienza dove dovrà chiarire il suo ruolo, prima di essere ricoverata ha incontrato nel carcere di Trieste gli avvocati di fiducia Federica Tosel e Francesco De Carlo del Foro di Udine. La vicenda è delicatissima, ha riferito l'avvocato Tosel. Serve la massima cautela anche in ragione delle sue condizioni di salute ed è la presenza di una bimba di pochi mesi, la cui posizione va assolutamente tutelata. Via dei Lotti a Gemona il giorno dopo il drammatico fatto di sangue. Il giorno dopo il drammatico e macabro ritrovamento del corpo di Alessandro Venier all'interno della propria abitazione. Siamo tornati al civico 47 di Via dei Lotti in Borgo Taboga, Gemona del Friuli. Un'area residenziale a pochi passi dalla statale Pontebane e dal fiume Tagliamento, dove la serenità tipica della campagna squarciata da questo fatto di sangue. La calma dopo la tempesta, bocche cucite da parte dei vicini che non rilasciano dichiarazioni alla stampa, salvo qualche eccezione a distanza
che emette qualche flebile parola, ma nulla più, rimarcando il fatto che la vera vittima è la signora Lorena, che ha subito per anni un figlio orco padrone, capace solo di sottometterla alle sue volontà. Una donna capace di tirarsi sulle maniche, caposala dell'ospedale di Gemona, lavorare per portare a casa uno stipendio per mantenere prima 3 e da 6 mesi 4 persone, dopo l'arrivo dell'amata nipotina. Lorena era una persona conosciuta all'interno dell'ambiente sanitario e anche probabilmente nella borgata. Io personalmente non la conoscevo bene, l'avevo solamente incontrata, credo, all'interno dell'ospedale, struttura sanitaria. Non posso ovviamente dare nessun giudizio assolutamente, perché non conoscendo la famiglia e non conoscendo nessuna dinamica all'interno della stessa è difficile esprimere giudizi. Ecco. Una famiglia distrutta, segnata per sempre da un'indelebile linea nera. Ora gli occhi puntati sulla piccola di 6 mesi, altra protagonista di questa triste vicenda, sua insaputa data l'età, affidata ai servizi sociali, con il comune in prima linea da subito per cercare di darle un futuro migliore. Nel dramma che ha coinvolto questa famiglia, che di fatto è una famiglia distrutta, la nostra principale attenzione in questo momento è per la bambina, ha solo 6 mesi di vita, quindi stiamo cercando ovviamente assieme ai servizi sociali del comune di gestire la situazione al meglio, lo stiamo facendo e qui va la nostra più grande attenzione in questo momento, sta preparando per lei un percorso di vita ovviamente migliore di quello che avrebbe dovuto affrontare. Ed ora parliamo del maltempo, pomeriggio di nubifragi e grandinate in Veneto, colpite molte province nel Padovano, molti gli alberi caduti, allerta gialla fino alla mezzanotte di domani. Veneto colpito dal maltempo, si è consumato tutto in un paio d'ore, la pioggia torrenziale, la grandine, ma soprattutto il vento a forti raffiche che ha causato i danni maggiori con decine di alberi caduti, soprattutto in città e nell'Alta Padovana. In zona industriale si segnalano alberi a terra in via Lisbona, mentre Coldiretti avverte che ci sono stati danni alle colture di mais, anche se i chicchi di grandine non sono stati particolarmente grandi, a Piazzola sul Brenta, Gran Torto e San Pietro in Gu, ma anche la zona del polo scolastico di Campo San Piero. Grandine piuttosto grande a Saonara, Legnaro e Piove di Sacco, colpite anche Casal Serugo e Polverara, quindi a sud-est della città. In centro via Sorio e via dei Colli all'altezza dell'antico forno, il cui titolare ci ha inviato queste immagini, tra le strade che si sono allagate più velocemente, insieme a Montà. Decine quindi le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, che hanno così iniziato i sopralluoghi e gli interventi di emergenza, soprattutto per scantinati allagati e alberi caduti. Ed ora torniamo alla cronaca. Violentata a 17 anni lo scorso 12 luglio ad Albarella, arrestato l'aggressore solo pochi giorni fa nell'isola. Un altro grave fatto: un 16enne aveva accoltellato un 27enne vicino al campo sportivo dopo una violenta lite. Albarella, isola esclusiva dei VIP nel delta del Po. Il 12 luglio una 17enne turista straniera è stata violentata da uno sconosciuto. La giovanissima ha immediatamente presentato denuncia. Ora l'aggressore è stato identificato ed arrestato. Si tratta di un 44enne di Adria, messo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Una misura cautelare decisa per i gravi indizi a suo carico e per evitare la reiterazione di reati della stessa specie. Deve rispondere della grave accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di minore. Secondo le indagini degli investigatori, la 17enne si trovava in spiaggia quando sarebbe stata avvicinata dall'uomo che con un pretesto l'avrebbe attirata in un luogo appartato. Qui si è consumata la violenza. Le indagini delegate dalla Procura di Rovigo e Carabinieri della stazione di Rosolina, competente per territorio, hanno consentito di arrivare alla identificazione dell'indagato attraverso l'acquisizione dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi dell'isola dove è avvenuto il reato. Non solo, i militari dell'Arma hanno anche provveduto a raccogliere informazioni sentendo alcune persone che sarebbero informate sui fatti. La vittima avrebbe infine riconosciuto il suo aggressore. Ed ora a Venezia, via della droga in uno scantinato di Castello scoperto dagli agenti della squadra mobile di Venezia, presi 2 algerini di 47 e 45 anni.
Gli agenti della squadra mobile di Venezia hanno eseguito altri 2 arresti per droga. Giovedì all'alba hanno bloccato 2 algerini nello scantinato di un'abitazione a Castello. Nascondevano 100 grammi di hashish, 15 di cocaina e 27 dosi pronte per essere vendute, oltre a bilancia, coltellini e materiale per confezionare gli involucri. Gli agenti sono risaliti ai 2 nordafricani di 47 e 45 anni, anche grazie alle testimonianze dei residenti preoccupati del continuo via vai sotto casa. Dei 2, uno non ha precedenti, quindi ha patteggiato 1 anno. L'altro, il più grande, invece, ha già scontato 6 anni per droga e nel frattempo resta in carcere. Salgono così a 68 le misure di prevenzione emesse dalla Questura nel mese di luglio, 40 per persone socialmente pericolose allontanate da diversi comuni e 25 per avvisi orali. Nell'operazione alto impatto di martedì a Mestre e Marghera sono state controllate 80 persone e un irregolare allontanato, mentre negli ultimi 6 giorni i poliziotti delle volanti e dei commissariati hanno rintracciato 7 irregolari e 6 di questi accompagnati nei CPR, 1 alla frontiera. Le espulsioni si aggiungono alle 15 disposte a luglio. Giovanni Manildo, Mario Conte e Roberto Marcato brindano insieme alle regionali d'autunno. Lo hanno fatto questa mattina all'ultimo miglio per la tradizionale ombra di bianco del 1° di agosto e non sono mancati messaggi interni e agli avversari. In bocca al lupo a chi si candida. Perché non mi guardi? Ti cercavo. Non mi guarda. Ti cercavo, ma proprio che c'è Antonella, che c'è Toni, che c'è Marcato. Non lo so ancora. Vai con Giovanni. Sì ragazzi, viva l'amicizia sempre. Sembra mettere tutti d'accordo l'ombra di bianco che, come tradizione vuole, deve essere sorseggiata il 1° di agosto di buon mattino. Così è stato l'ultimo miglio di Treviso, dove il brindisi augurale è stato decisamente bipartisan, con almeno un candidato presidente, Giovanni Manildo per il centro-sinistra, e 2 papabili per il centrodestra, i leghisti Mario Conte e Roberto Marcato, entrambi in attesa di conoscere l'esito del tavolo nazionale fra leader, già rinviato diverse volte nell'arco di una settimana. Vogliamo fortemente la candidatura di un presidente leghista, però questo dipende dal tavolo nazionale. L'appello che facciamo è quello di far chiarezza quanto prima, non tanto per noi che poi saremo coloro che correranno nei territori, ma per gli elettori che vogliono passare dalla fase dei nomi e delle trattative politiche alla fase dei programmi e della visione dei territori. Presidenza alla Lega che viene subito rilanciata da Bulldog Marcato, reduce dalle polemiche sul suo no alla lista Zaia, presidenza che però da sola pare non bastare. Anche qua non può che la candidatura della Lega poi cannibalizza qualsiasi altra prospettiva, cioè in giunta non c'è traccia di assessori della Lega e in consiglio arriviamo con 3 consiglieri, perché allora sarebbe comunque un disastro. Cioè, bisogna fare politica, è inutile qua arrabbiarsi per qualsiasi scherzo, bisogna fare politica e politica significa fare delle trattative a rialzo, non a ribasso. All'ultimo miglio il popolo leghista in prevalenza, considerando anche gli ex come Gian Antonio D'Arè, e non manca un esponente dei meloniani data in rampa di lancio per Palazzo Ferrofini, Gloria Sernagiotto, assessore a Treviso. La Meloni vuole il miglior candidato per il Veneto come tutti noi del resto, per cui sapremo trovarlo, sapremo fare sintesi, lo dobbiamo ai nostri elettori. Ma il 1° agosto non è affare solo leghista, parla di tradizioni venete lo stesso Manildo, il tema identitario fa intendere non è monopolio di nessuno. Una tradizione delle nostre campagne, i Dodeide Vin Bianco sono una tradizione che anche mia nonna e mio papà tramandava, quindi è proprio bello trovarsi e è un segno della nostra identità e lo guardiamo con affetto e tenerezza. Cici ragazzi, viva l'amicizia, viva il 1° agosto! Le nutrie in Veneto minacciano l'agricoltura, gli argini, la sanità pubblica, perfino la circolazione stradale. Sono veramente troppe, così la Regione stanzia 1,5 milioni di euro in 3 anni per ridurne drasticamente il numero. Sono i sindaci della provincia di Padova a lanciare l'allarme, ma il problema è simile in tutto il Veneto. La diffusione delle nutrie rischia di provocare gravi danni al territorio. Ne sono convinti anche i veterinari, i consorzi di bonifica, le associazioni agricole ed economiche. Sicurezza idraulica, agricoltura, ambiente e vivibilità dei centri urbani sono a rischio. La nutria genera dei danni gravissimi al territorio, alle arginature dei corsi d'acqua,
danni che possono anche comportare vero e proprio dissesto idraulico, alluvioni, quindi danni a tutta la collettività. Abbiamo visto cosa è successo in altre regioni a fronte del crollo degli argini. Crea naturalmente danni a tutta l'attività agricola, danni molto ingenti. E poi la sanità pubblica, la circolazione stradale, incidenti sul lavoro, contrattori rovesciati a causa delle tane delle nutrie. La Regione fa da capofila e approva una convenzione sperimentale. Protagonista l'assessore Corazzari e i funzionari regionali della Direzione Agricoltura e Foreste. Da rivedere l'attuale piano di controllo della nutria. Questa nuova convenzione, che scadrà a fine 2025, dice che i consorzi di bonifica avranno competenza diretta sulla manutenzione degli argini e sulla sorveglianza di bacini idrici. Il tema nutria non è un tema che riguarda solo gli addetti ai lavori o che riguarda chi sta in campagna, ma riguarda tutti, anche chi abita nelle città, perché se non vi è un controllo, se non vi è una gestione oculata di questa specie, si ha una situazione di degrado, di abbandono che porta a dei rischi per tutta la collettività. Operativo è il servizio di polizia provinciale con il personale volontario, operatori che sono poco più di 300 e dall'inizio dell'anno sono state rimosse 1500 nutrie, prevalentemente attraverso la cattura con apposite gabbie. La convenzione prevede uno stanziamento della Regione di 500.000 euro suddivisa tra i consorzi di tutte le province del Veneto. Una cifra uguale sarà stanziata anche nel 2026 e 2027. Le 1500 nutrie rimosse finora sono molte, ma è un numero insufficiente rispetto alla velocità con cui questi animali si riproducono e si diffondono, 14 cuccioli di media per ogni femmina all'anno, in tutto il Veneto eccetto Belluno. Vai a 7 anni dopo, a Rocca Pietore stanno per concludersi gli ultimi 4 cantieri. 100 milioni di spesa per quasi altrettanti cantieri. Questa è la storia di Rocca Pietore nel dopovaia. La tempesta che colpì quasi 200 comuni ebbe in quello della Marmolada e dei Serrai di Sottoguda il suo epicentro. Oggi sono stati visitati gli ultimi 4 cantieri ancora aperti. Nel solo comune di Rocca Pietore abbiamo investito 100 milioni di euro per 93 cantieri, gran parte dei quali sono terminati, come quello che sta alle nostre spalle. Qui eravamo proprio nell'epicentro quella sera, qui si sono accumulati metri di detriti, di materiali che ostruivano naturalmente la strada al nostro fianco, ma anche quella alle nostre spalle, e quindi qui siamo veramente in quello che è stato l'epicentro. Noi abbiamo investito non solo per ripristinare i danni, ma anche per migliorare la sicurezza che c'era prima. Chi viene oggi a Rocca Pietore difficilmente potrebbe immaginare quanto accaduto allora, e lo dimostrano le ormai oltre 30.000 presenze registrate dopo il loro recupero nei serrai di Sottoguda. Il comune di Rocca Pietore ha subito moltissimi danni, è stato il comune sicuramente più colpito del bellunese. Noi oggi veramente è una bellissima giornata perché possiamo vedere dopo oltre 7 anni e possiamo toccare anzi con mano tutte le opere che sono state realizzate in questi anni, non solo per la protezione idrogeologica ma anche per la protezione civile della nostra popolazione. Mantenere la popolazione nelle nostre valli, nelle nostre montagne è sicuramente sempre più difficile, quindi riuscire a garantire la sicurezza è un grande passo per la nostra comunità. Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sottoscritto un protocollo d'intesa tra Treviso e Cortina d'Ampezzo, volto a definire una collaborazione istituzionale, accordo che porterà in forze al comune montano uomini e donne della polizia locale e della protezione civile. È un'iniziativa che stiamo mettendo a terra per le Olimpiadi per quanto riguarda i vigili e la protezione civile, ma anche un'ottima collaborazione per quello che è lo sviluppo artistico e culturale che Treviso sta facendo. Cortina chiama, Treviso risponde. In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026, il comune bellunese chiama in forza i principali comuni veneti per chiedere che vengano dati rinforzi in termini di agenti della polizia locale e personale della protezione civile per riuscire a gestire al meglio la sicurezza in quei 2 mesi in cui Cortina sarà al centro del mondo sportivo. Firmato per questo con la città di Treviso un protocollo di patto di amicizia, parla il sindaco Mario Conte. Metteremo a disposizione la nostra polizia locale e la nostra protezione civile e ringrazio anche il comune di Cortina perché diventerà anche un po' la nostra vetrina per gli eventi culturali a partire dalla mostra da Picasso a Van Gogh di Marco Goldin. Collaborazione tra i 2 comuni che prevede dunque un impegno amministrativo ma anche culturale. Focus principale sarà anche la comunicazione gestita attraverso
attraverso canali digitali, creando una rete di promozione turistica interterritoriale anche in ottica post-olimpica. Sui numeri degli agenti, ora la palla invece passa ai tecnici. I rispettivi comandanti della locale infatti già dai prossimi giorni cominceranno ad incontrarsi per stabilire di quanti uomini e donne il comune di Cortina avrà necessità. Per il momento si sa che i turni saranno settimanali per consentire una rotazione degli agenti in forza. Noi abbiamo 7 vigili urbani, dovremo arrivare dai 30 ai 40 almeno per garantire il servizio che ci viene chiesto dal CIO, e su quello ci stiamo muovendo. Noi metteremo a disposizione tutte le forze che possiamo mettere compatibilmente con quelle che sono anche le esigenze della nostra città. Ma il sindaco anticipa le polemiche sulla sicurezza in città. Io continuo a rappresentare la terza città più sicura d'Italia, poi è evidente che la nostra comunità ha una sensibilità molto alta che va rispettata e l'asticella non deve essere abbassata. Penso però anche che quei 2 mesi, pur mantenendo inalterati i servizi nella nostra città, possiamo dare un supporto fondamentale a Cortina. Ed è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.